Allora, come vi ho anticipato, ragazzi, nel programma che vi ho mandato, noi oggi abbiamo, almeno per me è un onore avere due personaggi che per me sono stati importantissimi e spero che lo siano ancora per molto tempo, su due versanti, uno quello della musica e l'altro quello, permettetemi, della cultura dell'identità. Vi ho detto di Daniele Cossello. Daniele Cossello per me è un'istituzione, perché ha fatto parte dello storico gruppo dei tenori sviliti, Remune Locu, ancora esistente nella nuova formazione, ma io sono molto legato alla prima formazione con cui ho giurato l'Europa, poi siamo stati in Australia e tu ti rammenta tu, vero no? In Australia, Cuba abbiamo fatto Pizza in Canada, abbiamo fatto. Quindi insomma abbiamo girato abbastanza insieme e veramente quando tu hai l'opportunità di far parte di un gruppo, io dico lavorare perché poi per me è diventato un lavoro, la musica, hai questa opportunità e vedi che cosa succede quando frequenti delle persone che mantengono alto il nome della Sardegna nel mondo, con un canto unico, irripetibile e imitabile, sì, perché molti lo imitano, ma che fortunatamente non è inquinabile, nel senso che oggi siamo nel tempio del canto a tenore, sei bitti, il resto ci sono per carità, ce ne sono tanti tenori anche bravi, però io sono legato all'originale e come tutte le cose l'originale è inimitabile. Questo per il giovane Daniele. Dopodiché c'è Bacchinedo Bandino. Ecco, Bacchinedo Bandino per me oggi rappresenta, ma non solo per me, l'unico riferimento vero dell'identità. Oltre che essere un grande antropologo, un grande giornalista, un grande scrittore, insomma, è difficile anche definirlo, perché poi io lo considero un grande affabulatore, ma in senso positivo, voglio dire, perché il termine affabulatore spesso viene usato anche a sproposito, ma perché lui è molto vicino a quello che facciamo noi, nel senso che io spesso lo considero più un poeta, come il ritmo che ha, l'uso della parola, il gesto, cioè io lo trovo tutto molto poetico, perché il fascino di Bacchisio è proprio questo, che riesce a conquistare le persone in maniera poi molto semplice e chiara, ma con concetti che sono molto ma molto importanti, spesso anche molto difficili, nel senso che ci parla della vita e ci parla poi anche dell'appartenenza, o di questo concetto di appartenenza che a molti sfugge, ma che secondo me andrebbe rivalutato e anche rivisto. Queste sono due parole un po' banali mie, ma per dirvi che siamo davanti a due persone della storia che spero rimangano in vita per tanto tempo, perché la loro assenza poi alla fine sarà per questo popolo difficile da sopportare. Grazie. Devo dirvi che è stato ai patti, doveva parlarne bene, quindi la mazzetta gliela devo dare per Impedita. Penso che sia il caso che facciamo introdurre Bacchinedo. Io non ho chiaro il mio intendimento riferito a voi, quindi volevo un po' avere lumi, perché il mio intervento potrebbe avere tante traiettorie. Qual è quella più pertinente a voi? Qual è il taglio che deve fare? Io ti do un tema, ci sono dei giovani ragazzi che si riuniscono senza conoscersi, finalmente sono personaggi non in cerca d'autore, perché sono autori si stessi, no? Che compongono musica, fanno musica, spesso relegati a un ruolo anche minimale, nel senso che sono costretti a farli in contesti non adatti.
dove nessuno li ascolta, io sono anche cattivo in questo senso, per poter suonare, per poter cantare. Molto spesso in questa terra si è costretti a cantare nei baretti o in situazioni difficili. Non tutti l'accettano, ma molti anche per dare un senso, no? Anche economico se vuoi. E quindi questi sono talenti però, cioè, gente che dedica, come ho fatto io, la propria vita, molti sono giovanissimi, alla musica, ma non sanno se possono investire sulla musica, per cui tutti quanti opportunamente, intelligentemente si mantengono i due lavori, no? Faccio musica e considero la musica ancora qualcosa di collaterale più che vero. Il rischio che ho affrontato io e Daniele è quello di riuscire a fare nella musica il proprio mestiere, investire tutto sulla musica. Questo non è possibile, oppure sì, perché io sono una testimonianza e Daniele in primis. Allora, questo è l'argomento. Questi sono ragazzi che io ogni anno, come tu ben sai, cerco di riunire, li scelgo e scopro sempre che questa è un'isola di creativi. Questa è un'isola, e io oserei dire anche di poeti, ma c'è tutto un mondo, no? Che però non viene rispettato, parlo anche delle istituzioni, che rimane un po' nascosto e quindi loro sono sempre sul versante hobbistico e rimangono tali. Non so se ti ho dato qualcosa. Ma io pongo questa questione, poi vorrei ascoltare le vostre domande, soprattutto più pertinenti, perché il tema è vasto e io ho tante direzioni possibili. Ma una è questa: voi siete tra i 25 e i 35 anni, suppongo. Come vi situate nel rapporto locale-globale? A chi appartenete soprattutto? In entrata, quali informazioni avete? Più globali o più locali? A me pare di capire, dalle mie riflessioni, ho scritto 3 libretti sui giovani, uno dai 14 ai 17, uno dai 17 ai 21 e l'ultimo dell'anno scorso, gli universitari. Appartengono a un mondo globalizzato e globalizzante predominante rispetto al locale. Allora, come fare in modo invece che ci sia una relazione costruttiva tra esperienza vostra da tutti i punti di vista, anche e soprattutto dal punto di vista di una ricerca di sonorità e quindi di musica, come essere, non dico padroni, che è difficile oggi essere padroni di qualcosa, ma dei relatori intelligenti, capaci di legare questi due universi. E sono due universi contemporanei. Noi per comodità discorsiva diciamo il locale e il globale, ma nella vostra esperienza personale dov'è la distinzione? Voi lo vivete quotidianamente, il locale e il globale. Però le 5 potenze del mondo, da Amazon a Microsoft, a Google, questo potere infinito che hanno, globalizzante, è predominante nella vostra vita, a livello merceologico, del consumo degli oggetti, del rapporto col supermarket, delle sonorità che ascoltate, delle informazioni universalizzanti. E il locale dov'è? E il tenore dov'è? I Giallaunegas dove sono? E il canto in re dov'è? Le espressioni musicali che voi sentite, sia locali che globali, qual è il predominante? Dove vi situate? E quale grado di libertà riuscite ad acquistare in questo gioco contraddittorio, vissuto ogni giorno, tra appartenenza al luogo e luogo globale, villaggio globale? Direbbe Michelangelo Pira, quale rapporto tra villaggio locale e villaggio globale che è diventato un villaggio locale in una località mondiale. Ecco, a me pare che oggi non c'è più il rischio di un ritorno al passato come c'era 40-50 anni fa, dove bisognava aprirsi alla modernità per forza, era nella logica delle cose
della relazione rispetto al lavoro, rispetto alla comunicazione, rispetto alla tipologia del divertimento, al ballo, al canto. E allora si è avuta una crisi, una metafora, possiamo dire, è stata quella degli anni 60 di una crisi di identità per la Sardegna. Vi faccio esempi. Il mobilio a casa, mia sorella ha ottenuto da nonna cambiare il mobilio, ma il mobilio che c'era era un mobilio di valore, armadi, guardaroba fatta dal falegname di Pitti, pesante, solido. E quando è arrivato col nuovo mobilio, che Ciccolini, il padre, portava così il buffet e contro buffet, il lucido, il laccato lucido, e allora si è spaventato, perché ha detto: questo sono solo mobili portati a mano, è tutta piena di specchi, gli specchi ci vogliono per guardarmi in faccia. C'è avvenuta una mutazione antropologica fondamentale. Il formaggio, noi produttori di formaggio, comincia a puzzare, l'olio, lo strutto non si digerisce. Ma come? L'abbiamo digerito per secoli. Il formaggio non ha puzzato per secoli. L'abito, prima si giocava che le ragazze arrivava la gonna a Samela e Sanca, né troppo lunga perché eri antiquata, né troppo corta perché rischiavi la minigonna. Quindi c'era tutta una regolazione di centimetri, di comportamenti, del mangiare, del vestiario, una mutazione antropologica profonda. Questa mutazione antropologica ha deciso del no alla tradizione. Cantare a tenore, a bittini, a 60 era classificato pastorazza, di nessun valore. Ah, Garugaisi, siete ancora, ma quando la svegliate? Allora la scommessa è come valorizzare un'identità sarda in tutte le sue espressioni, senza passatismi, perché a Suconnoto non si torna. Suconnoto è un immaginario, non esiste. Suconnoto ce l'hai tu, ce l'avete voi siete Suconnoto. Come ve lo giocate? Voi siete gli interpreti della tradizione. Siete capaci di valorizzarla rimanendo nella relazione globale? Venite inghiottiti dalla globalità e perdete la vostra identità locale sarda sotto tutti gli aspetti. Oppure riuscite in questa impresa non facile di affermare questa frase: non si può essere autenticamente locali se non si è globali. Non si può essere autenticamente globali se non si è locali, se non si è globali. Quindi gli studenti dell'Ollasta che avevo seguito sono andati a Parigi per una relazione con i loro coetanei. Rientrano. E Parigi, e l'ideale di Parigi. Se è possibile andrebbero tutti a Parigi. Ma quando avete comunicato voi, come avete comunicato con i parigini? Beh, dicendo di noi ogliastrini, eccola la comunicazione. Voi vi siete qualificati, avete valore, perché a Parigi avete mostrato la vostra identità ogliastrina. Se voi foste come i presunti parigini, gli immaginari parigini, non avete nulla da comunicare, non c'è comunicazione, non c'è la relazione nella omogeneizzazione culturale. Quindi il discorso è di smetterla di questi complessi di inferiorità, di capire che il locale, valorizzato secondo intendimenti di sensibilità attuali, di valutazioni e considerazioni culturali pertinenti al momento storico, il globale è una preziosità incredibile, perché ti classifica come soggetto, altrimenti tu, se sei un globalista dato alla globalità, senza filtri, tu sei uno schiavo. Credi di essere moderno ma non hai nulla da dire. Sei la retroguardia di un universo che ti ha sedotto e tu lo segui senza una tua identità, senza una tua consapevolezza. Quindi la scommessa oggi politica, parlo nel senso politico-partitico, l'economia, il canto, la musica,
le tradizioni popolari, come fare perché siano dei talenti preziosi dentro la comunicazione globale. Perché il tenore è diventato globale? Ha perduto forse la sua identità? No, l'ha valorizzata nella relazione. Perché Piero Marra può cantare in qualunque parte del mondo? Cioè, la scommessa è di crederci nella propria identità, ma non nel senso regressivo o di chiusura, Deus os arti. E dopo, e che non importa. È una frase che vedevo a Lugano, quando ero in Lombardia, andavo a Lugano, nelle macchine, Deus os arti, nel parabrezza. Sì, ma Deus os arti come lo traduci in economia, in politica, in attività culturali, in dibattiti, in musica? Ecco, il tenore vi presenta l'esempio più eloquente di una giusta relazione dove il globale rimane incantato. Per cui, ascoltandoli ad Avignone in Francia, gli studiosi di musica mormoravano: ma da dove vengono queste voci? Loro, esperti, più grandi esperti di musica europea, mondiale, ma da dove vengono queste voci incantate? Da dove vengono? Non appartengono né a voci di testa né a voci di petto. È una voce viscerale, che viene dalle viscere, vuol dire che viene das entrañas. È un processo lento di elaborazione che attraversa il corpo e avviene attraverso processi di faringalizzazione, cioè di contrazione delle corde vocali, su basso resa contra. E non solo, ma subito di processi di nasalizzazione. E finalmente esce dalla bocca con una particolare apertura e distanza dei denti e delle labbra. È un parto, è un parto. Tant'è spinato, e aliessi saocche, da dove essi saocche, da dove viene? Dalle viscere. Quindi il premio non è il premio come tradizione popolare, è un premio dal punto di vista strettamente musicologico. Ecco, tutto questo ci fa capire che se ciascuno di voi, e siccome non è una battaglia singolare, ma è una battaglia di gruppo, di allargamento, di complicità e di rinforzare nel gruppo questa volontà di misurarsi, perché guardate, bisogna misurarsi. È inutile chiudersi o in rimpianti o in malinconie o in difendere la propria... Oggi non c'è difesa. Non ce n'è difesa. Da chi ti difendi? Se la globalità è così pervasiva che ti invade ogni giorno, da chi ti difendi? Non puoi difenderti. L'unica possibilità è quella dell'autocoscienza, della capacità di critica, della capacità di filtro, di regolare le tue relazioni interrogandoti: io sono soggetto, non oggetto. Michelangelo qui, la rivolta dell'oggetto, per diventare soggetti. Se tu sei soggetto nelle tue attività di qualunque tipo sia, la tua soggettività ti salva davanti al processo omogeneizzante, invadente, incontrollabile, perché è un potere economico e culturale infinito. Questi grandi network, 4 o 5 network, hanno un PIL superiore a qualunque, a 2 o 3 nazioni europee. Quindi hanno i migliori sociologi, i migliori antropologi, i migliori economisti, i migliori creativi, i migliori pubblicitari, i migliori di tutti hanno, perché hanno i soldi. Li pagano gli ricchi. Tu devi inventare una cultura che sia inattaccabile e che sottomette tutte le culture del mondo e che rende le culture locali sottoculture. No, quella è omogeneizzazione. Invece la lotta viene dal basso. La lotta viene dal basso, dalla realtà individuale e sociale, dalle comunità. Anche la politica dovrebbe venire dal basso delle comunità, non dai vertici. Cioè è il popolo che si costituisce come soggetto dinamico
valorizza le proprie risorse, ma misurandole con quelle mondiali, perché il rischio è o di chiusura o di resa. Allora voi provate a pensare in concreto, ciascuno di voi, come fare per essere un soggetto dinamico, relazionale, perché è fondamentale la relazione. Ogni relazione, anche dove ti trovi nel momento perdente, tu devi metterti in relazione e imparare quali sono i motivi del perdente e quali talenti puoi elaborare perché tu sia pari. Non mi interessa il vincente e il perdente, mi interessa il senso di parità, cioè di rispetto della soggettività. C'è in Sardegna questo profondo concetto, semus paris. Tu puoi essere più ricco, più potente, più intelligente, puoi essere presidente, direttore generale, e io sono un manovale, ma c'è un livello umano di base, una dimensione basica in cui noi siamo paris nella dignità dell'uomo. E tu puoi essere presidente del Senato e uomini non binnata, uomo non ce n'è. Sai cosa vuol dire questa frase? È una condanna terribile, è veritiera. Al di là di tutti i titoli che hai, nato uomini o non binnata. Se non binnata, tu puoi avere tutti i titoli che vuoi. Non ci sei nella storia. Bisese o non bisese su uno? Beh, il bisese è la soggettività consapevole di sé nella relazione globale. È un discorso che io potrei continuare per ore, ovviamente, ma mi interesserebbe che voi me lo rendiate più specifico rispetto a specificità vostre, per poter io seguire quel sentiero più particolare. E qui mi dite di una tematica concomitante che posso elaborare, perché tutto questo è frutto dei miei studi, delle mie ricerche. Perché tutti gli universitari sardi, tutti, questo libretto che ho scritto, Lettera ad un giovane universitario, l'ho presentato all'Università di Cagliari, tutti esprimono il desiderio di andare fuori, tutti. A me va bene, perché andare fuori è produttivo. Anch'io sono andato fuori, ho fatto 20 anni di Lombardia, per fare i corsi di giornalismo, di radio e televisione, di pubblicità, ma sono tornato. Cioè uscire è positivo, ma abbandonare e formalmente dirlo, io me ne vado a Berlino, a Londra, a Parigi, negli Stati, usano persino il termine, negli Stati Uniti. E lì è il mondo. No, il mondo è dovunque tu vivi e sei soggetto dinamico in quella tua realtà. Ed è preoccupante questo, perché c'è questo senso di orfanità isolata, per cui i sardi si sentono orfani e tendono a superare questa orfanità come isola, legata a isolamento. Ma oggi con la comunicazione moderna e con una politica di, certo, di relazioni e di aerei e di navi, ringrazia di Dio, non esiste oggi. Tu con un pulsante parte 1 miliardo di euro a Tokyo, un secondo. La comunicazione è globale. Come utilizzare il meglio della globalità e filtrare il peggio che tende a omogenizzare, per cui tutti voi avete gli stessi gusti. Tutti voi avete il gusto della preferenza per la cantante o il cantante in auge. Tifate tutti per lo stesso team automobilistico, Ferrari, non so, per la stessa squadra, e va bene, per la stessa... ma il rischio è che cominciate, cioè, a vendere l'anima entrando in questa globalità che vi illude, per cui voi siete... Io sono moderno, io vivo oggi, dal mondo di oggi. Quando ho presentato Lettera ad un giovane sardo, sempre connesso, 6.000 studenti di tutte le scuole superiori della Sardegna, in un presentarlo, mi hanno detto, come so, io non mi ci riconosco, io sono cittadino del mondo. Grazie a Dio.
Ho detto, e in che senso? Spiega, mi fa piacere. Dimmi, in che senso sei cittadino del mondo? Che... non sapeva dire. Ti aiuto io. Tu sei cittadino del mondo perché hai i jeans Levi's, hai la maglietta Lacoste, hai le scarpe Nike e senti il globale. E quindi non ti riconosci come sardo. Bene, tu sei in terza liceo, Carbonio. Adesso prendi il diploma. Dove vai? Noi appartengo a una famiglia di operai, anche senza lavoro. No, cercherò un lavoro se lo trovo. Non trovi lavoro. Sei nella zona più depressa della Sardegna, dopo la crisi mineraria. E sei cittadino del mondo. Ma a che ti serve essere cittadino del mondo? In che senso? Sei cittadino del mondo perché sei un consumatore, perché consumi oggetti, vestiario, vai al market e compri quello. Amazon ti dà tutto. Amazon ti dà tutto. Vuoi un oggetto? Merce, te lo dà. Vuoi una cultura? Tutte le domande che gli fai, ti risponde. Ti risponde. Ma c'è qualche domanda per cui non ti rispondo? Questa. Tu al telefonino hai visto che chiedi. Cosa vuol dire questo? Sa tutto. Ma tu la stai esercitando il tuo intelligere, la tua intelligenza. Perché ti dà tutto, ma ti dà tutto gratuitamente. In realtà ti sta omogeneizzando. Cioè tu sei capace, io gli vorrei chiedere, Google, la ragazza mi ha lasciato, sono in crisi, non so che fare, qual è la risposta? Vediamo cosa mi risponde. Cioè tu devi essere un fruitore intelligente degli strumenti del comunicare e di tutta la merceologia consumistica, perché quella merce è un segno, quell'oggetto non è l'oggettino. No? Quando ho fatto il corso di pubblicità alla Scuola Superiore di Comunicazione Sociale a Milano, mi diceva il professore, ma lei deve capire, mi faceva alcune obiezioni, noi non vendiamo oggetti, noi vendiamo sogni. Bellissima, bellissima ma drammatica. Loro non vendono oggetti, vendono segni, non vendono merce, vendono messaggi. Allora tu cogli il messaggio. Se io dicevo a mio figlio, ma guarda, quelle Jordan costavano 250. Io guarda, ho queste Dolomiten. E perché non compri queste? Costano 50 euro, quelle 250. Mi guardava con uno sguardo di compassione. Ma babbo, ma le Dolomite. Non cercava la scarpa, cercava la marca, i griffi. Non gli interessa, ma la calzatura è uguale, anzi, forse è questo. No, perché lui doveva andare mezzo slacciato in quinta liceo scientifica a Cagliari e presentarsi con le Jordan. Perché allora io sono in. Ma in dove? Invece si presentava con le Dolomite. È un disastro. Faccio questi esempi per dire, tornando al discorso centrale, come valorizzare i tuoi talenti anche in questa vostra ricerca che può sboccare in una professione o comunque in un arricchimento notevole della vostra cultura, della vostra sensibilità a sonorità diverse, a sonorità mediterranee, a confronti possibili. Per esempio io dico agli urbani, ai cittadini che non conoscono il tenore, un po' meno, un po' di più, l'alnegas o un canto in re, perché sono... No, tu, è bene che tu scelga il tuo idolo, e come no? È bene che tu scelga a Sanremo. Io non sono contrario a nulla del globale,
perché non ti avvicini, anche se sei digiuno, perché non ti avvicini per vedere in che misura ti suggerisce qualcosa un tenore? Così, per curiosità, che cosa ti suggerisce questa sonorità? Non dico che tu ti piaccia, non ti piace, non è, è la ricerca, è la ricerca, perché nella ricerca poi le cose avvengono e divengono, se no non avviene mai. Allora tu, perché non ti avvicini a un tesoro della tradizione sarda, probabilmente millenaria, non sappiamo, chissà da dove? L'imperatore di Bisanzio nel 900 d.C. aveva la guardia imperiale, era fatta di sardi perché la Sardegna apparteneva a Bisanzio, e scrivono in bizantino, greco-bizantino. Questi uomini, quando erano liberi, si riunivano ed emettevano un canto rauco, malinconico, che era struggente come di una nostalgia. Erano voci compresse, nascoste. Beh, uno potrebbe, come fa Andrea De Plano, dedurre che probabilmente era una qualche forma di canto di tenore, che poi nell'elaborazione ha conosciuto tanti altri momenti. Quindi io personalmente penso che la mezza voce sia venuta dopo. C'è nel tenore di Orune, presa da una festa, uno dei tenori che a me piace di più è questo, senza mezza voce bassa e conta, di una bellezza incredibile. E ogni tanto la voce fa un supplemento di mezza voce. Allora avvicinarsi a questi canti, alla musica sarda, ma non come difesa campanilistica del Deo Zoe, ma noi, no, è la relazione. La ricchezza è nella relazione, nel confronto, nella tessitura. Oggi voi appartenete alla cultura modulare della rete. Non c'è più il concetto di profondità. Quando io correggevo i compiti, nei miei primi anni di insegnamento, scrivevo il tema corretto ma non hai approfondito. Oggi non esiste più il concetto di profondità, esiste il concetto di orizzontale diretto, dove la profondità è data dal modulo dei nodi. I moduli lo puoi allargare e allargare la rete a tutto. Dove c'è? Sanremo, il tuo complessino preferito, il tuo Bach, Mozart, Beethoven, bellissimo, come no? Un tenore, una voce in re, cioè una ricchezza complessiva di motivi che dilattano, per così dire, il tuo intelligere le cose, la tua capacità anche creativa e inventiva, perché da questi incontri nascono le cose nuove, originali. Non nascono in genere da uno sviluppo monotono di uno stesso versante, ma le cose nascono da una dialettica produttiva, da una tessitura di fili che formano il tappeto. Quindi questa ricchezza ti può portare a una modifica. Per esempio, voi credete che il ballo e il canto fosse uguale di mio nonno, mio padre, mio e mio figlio? Ma no! Perché ad esempio il ballo era più anticamente un ballo in schina. Il concetto inconscio era la spina dorsale. Petto dritto, sguardo in linea, con occhi leggermente... Guardate il tenore di Bitti all'inizio, con Pante, Tucconi, Daniele, e osservate il linguaggio del corpo. Intanto era cerchio, poi è venuta con la cinepresa e la voce sta da una parte e il tenore, ma era un cerchio. Perché? E il cerchio è
il simbolo fondamentale, inconscio della cultura sarda. Il cerchio, il murario, il pozzo sacro, il canestro, i vini, Zunigo e Sukash, la medaglia nuragica, la collana, Supane Karasà. Il cerchio è un fantasma dominante dell'inconscio sacro. Fanno cerchio anche perché nel cerchio la voce balla per sentire se sono in sintonia. Infatti la frase è Visemus. Guardate che quella frase è di una acutezza filosofica incredibile. Visemus, no, non Visemus, oppure Visemus. Tradotto è ci siamo. Ma sapete cosa vuol dire il verbo essere? Io sono. Ci siamo. È un'affermazione esistenziale. Non è riferita, simbolicamente è riferita se noi formiamo comunità canora nella pienezza di 4 pezzi che formano un'unità. 4 pezzi uguali e distinti. È un solo canto. O ancora, ma Gemus Caintanne, stiamo riscaldando le voci piano piano. Quando sono belle calde, allora il tenore cusertu, cum sero in latino, sero è l'intreccio. Infatti si dice concorde vuol dire con lo stesso cuore, concorde, con lo stesso cuore. Cusertu vuol dire, cum sero vuol dire intrecciare il tappeto. Allora siamo nella pienezza del canto. Vedete questa tensione di perfezione da parte di analfabeti, mio nonno. State attenti, e l'analfabetismo ufficiale è una capacità incredibile di cultura antropologica. Cioè dovete stare attenti anche a questo concetto di rozzezza. Chi è il rozzo? Se tu appartieni alla scuola ufficiale o se sei uno che ha intelligere. Quindi uscire fuori da questi schemi classificatori. Zomine lo pesasa, pesare saocre. Pensate a questo verbo. Abila pesasa è l'iniziale. Bilan pesata. Pesabila. Ma sapete la ricchezza di questo verbo? Pesare vuol dire dare il nome a tuo figlio per tuo nonno. È la consacrazione della genealogia. L'han pesato possu nonno, dite alcuni, possu minnanno, possu manneggio. Quindi voi pensate che, e quel nome non è dato a caso, quel nome impegna, quel nome è un destino. L'han pesato possu manneggio. Deve avere una somiglianza e una concordanza ideale. Pesare un nomine, ma pesato l'asa, vale o non vale? Proprio tu cogli l'indole, la lettura introspettiva interiore. Guarda, c'ha 3 lauree. L'apo pesato. Pesare, 1 chilo è pane, 1 chilo è caso. Pesare come pensare, la stessa radice. La ricchezza della lingua sarda, delle tradizioni sarde, risignificate, non regressive, risignificate, cioè rese secondo la forma del tempo attuale, e lì la scommessa. Quella è la carta da giocare. Semiotizzare, direbbe Francisco Scelli. Cioè ridare a quell'universo che si conformava così allora,
ripensarlo, ridefinirlo, riadattarlo, perché tu sei l'erede, anche inconsapevole di quel mondo, però vivi in un altro contesto culturale, economico e sociale. E allora tu devi non tornare là, non vivere quello inconsapevolmente, ma soggetto capace di risignificare il passato e dargli una nuova significazione che fa i conti con la realtà che ti circonda, altrimenti sei destinato, sei perdente. Guardate che questa è un'impresa non facile, però la scommessa della Sardegna è questa, altrimenti abbiamo o i nostalgici Deo Sosarto e Gai Resta, o gli italioti, direbbe Cicci Tommaso, perché sono moderneggio. Noi distinguiamo tra moderno e moderneggio. Moderno è giusto, moderneggio è come valente e valentioso. Valente è uno che interpreta al massimo livello i valori e il codice locale. È un termine positivo, contrariamente a quando credevano i giornalisti quando ero direttore dell'Unione. Dicevano, questo valente, valentia, non è un concetto negativo. E non lo avete deformato voi giornalisti, il termine è positivo. Valentioso invece è colui che si crede valente, però in realtà non è nata. Valente vuol dire valente, che vali, interpretando a livello massimo dei codici della comunità, che interpreta dei valori positivi e che cerca di superare quelli che sono i valori negativi. Però se voi mi fate parlare così, io metto in questa cena, provate voi a farmi esemplificazioni più particolari che vi interessano. Ho toccato un argomento che non ho toccato, che vi piace. Eccolo, vai. Piacere. Io sono Antonio, ho 23 anni.